fatta che praticamente si è ripreso prontamente, poi Gambino, Rossomando, Castigliola, il fallo da dietro e danni di Castigliola, protestano quelli del Fulgatore, chiede spiegazioni in camicia. Fallo è netto da dietro, gli sposta la palla Castigliola e non trova la palla ma trova il piede del giocatore del Montelepre. Quindi punizione, siamo battuti in questo momento, ma l'arbitro ferma il gioco. Da ribattere la punizione per il Montelepre quando siamo giunti al 29esimo in corso di questo primo tempo, sempre parità 0-0, partita bloccata, due azioni pericolose per parte, nulla più. Adesso il sinistro dell'argentino Rossomando, seguiamo gli sviluppi di questo calcio di punizione quando siamo dentro il 30esimo minuto. Parte Rossomando, attendiamo il fischio del signor Canate che arriva in questo momento. Rossomando di testa, Pierce! E c'è il gol di Nacho Pierce al minuto 30, incornata perfetta dell'argentino, e Montelepre che quindi sblocca la gara alla mezz'ora. Preciso il pallone di Rossomando, preciso il colpo di testa di Pierce, quindi Montelepre che sblocca alla mezz'ora la gara. Bel gol, tutto matrice argentina, Rossomando sulla testa di Pierce che si fa trovare pronto per stacco di testa e insacca, quindi sono 3 punti che valgono anche di più per quanto riguarda il proseguo del campionato.